Tieni la guardia pronta! Voglio una truppa in armi giorno e notte, pronta ad intervenire ad ogni evenienza. Fa comunicare al governatore romano che tenga a mia disposizione alcuni soldati. Se vi saranno disordini in città o nelle campagne, non risparmiate i colpevoli. Vada, che a Gerusalemme ci sia il massimo ordine. Vieta le pubbliche riunioni. Nessuno esca dalle porte della città per seguire anche la carovana verso Betlemme. Diffondete la voce nel popolo che questi stranieri sono esaltati e si lasciano guidare dall'idea di un fanatico. E cercate di scoprire chi erano i genitori di quel bambino che fu presentato al Tempio. Seguite la carovana a vista e controllate il luogo che visiteranno. Se troverete un bambino, prendetelo in custodia, assieme ai genitori e parenti. Avete inteso bene? Fate attenzione di non trascurare nulla di quanto vi ho ordinato. Andate. Quelli che è nato è re degli ebrei, dicono, re degli ebrei, un re neonato in Betlemme di Giuda, lontano 6 miglia di qui. Una profezia, un prodigio. Quei sacerdoti erano sicuri. Betlemme, quei pastori, quel vecchio e quella vecchia nel tempio, una stella sconosciuta, un prodigio. Hanno fatto tutta quella strada per adorarlo. E quell'altra stella, Betlemme, il Messia. No! Fino a tanto che io vivo, un re appena nato, nemmeno se fosse mio figlio. Me ne sono sbarazzato di 3 e me ne sbarazzerei di altri 3. Mostrerò loro io chi è re. Sono io il re. Erode, sono io il re degli ebrei. Mentre i magi si preparano ad incontrare il Messia, i pastori ritornano presso la capanna e, adorato il bambino, si dispongono sul prato vicino per il loro bivacco. Accendere il fuoco